Grazie Presidente. Un saluto agli onorevoli colleghi e alle colleghe. Credo che il tema che stiamo trattando in questo momento è di vitale importanza per il futuro di questa terra, perché è semplicemente la punta di un iceberg di tutti i problemi che in questi anni stanno emergendo, e parlo di fiscalità, di energia, di trasporti, della negazione totale del principio di sovranità dell'isola. È un trattato che necessita rivedere, che bisogna riscrivere con paradigmi nuovi, con una situazione storica totalmente mutata. Noi stiamo partendo oggi in Catalogna per un incontro internazionale tra scozzesi, catalani, sardi e corsi per appoggiare il referendum di autodeterminazione della Scozia. E questa è una nuova traiettoria che sta emergendo in Europa e che dovremmo prendere un grande esempio. Noi siamo d'accordo con l'impostazione che abbiamo dato nell'ordine del giorno numero 9 approvato il 17 giugno 2014, approvato all'unanimità da questa isola, dove dice: impegna la Giunta regionale a porre la graduale dismissione dei poligoni militari e il loro superamento. La graduale dismissione dei poligoni militari e il loro superamento. Questa è la questione fondante. La novità è che noi lo stiamo facendo davvero, a differenza di altri che ci hanno preceduto e chi o è Wagner gazzosa, ma noi lo faremo davvero. Questa è una promessa che abbiamo fatto al popolo sardo e abbiamo iniziato realmente. Apprezziamo il fatto che il Presidente non abbia firmato quel trattato a Roma, e questo ha aperto la possibilità di un tavolo di trattative bilaterale, una cosa che non è mai successa. Noi ci muoveremo in quella direzione. Il giorno 13 ci sarà una manifestazione popolare. IRS parteciperà a quella manifestazione senza bandiere. Invitiamo gli uomini e le donne di IRS di partecipare a quella manifestazione, ma invitiamo anche tutti i consiglieri di quest'Aula, il Presidente Pigliaru e il Presidente Ganau di partecipare a questa manifestazione. Questa istituzione ha anche altre armi. Vi cito l'articolo 5 della statutaria, dove dice che possiamo fare un referendum. Sono sufficienti 20 firme dei nostri consiglieri e credo che sia nostra responsabilità interpretare le esigenze che stanno emergendo da tutta la nazione sarda. Credo che noi parteciperemo a quella manifestazione. Rinnovo l'invito anche a voi, sia a tutti molto chiaro che IRS dentro e fuori di quest'Aula non arretrerà su questo tema di un millimetro. Grazie. Grazie.